La nostra piccola impresa artigianale nasce nel 1991 da un'idea di mio padre, che è l'artigiano che ormai da 45 anni fa questo lavoro, prima come boccia, come ragazzo di bottega, e poi con un amico hanno creato questa azienda nel 1991. Poi il tempo passa e quindi ecco che mio papà rimane l'unico socio e dentro anch'io in società, insomma. Ecco. È un'azienda che lavora principalmente con passione del legno, quindi si va a cercare un'originalità, un'anima, un calore all'interno degli ambienti delle case, insomma, con le caratteristiche che il cliente cerca e con quell'attenzione che è data dall'esperienza di mio padre, magari con un occhio un po' più giovane che è il mio. Il passaggio generazionale è stato abbastanza semplice grazie all'intelligenza di mio padre. Fin da subito ha detto: Nicola, tu fai la tua strada, cerca delle tue professionalità e poi se un giorno riusciremo ci ricongiungeremo in azienda. Così è stato, io ho fatto le mie esperienze fuori da B&C Arredamenti, puntate principalmente sul lato commerciale e amministrativo, e poi nel 2017 abbiamo visto insieme che era il momento adatto per un supporto, per un'attenzione in azienda, e quindi ecco che ho portato la mia professionalità non come il figlio del titolare, ma come un professionista che cerca di dare il proprio contributo. Confartigianato è molto importante per la nostra azienda, da sempre noi siamo soci perché crediamo profondamente in questa associazione, perché ci rappresenta, ci tutela e ci dà anche quei servizi di cui noi piccoli artigiani abbiamo bisogno, insomma. Sono servizi di tutti i giorni, informazioni e privilegi su quelli che sono bonus in questo periodo particolare, e anche altre iniziative dello Stato che servono a noi per essere aggiornati costantemente, quindi per noi è importante essere rappresentati e tutelati dall'associazione. Di creare rete non solo con i giovani o gli artigiani stessi dello stesso settore, ma anche avere un confronto con altri settori, con altri imprenditori che possono avere delle dinamiche o delle problematiche simili o anche completamente diverse. Questo ci permette però di arricchirci e di capire, intuire quelli che possono essere gli andamenti per continuare a vivere o far vivere piccole realtà artigianali. Il giovane che ha ancora passione per creare qualcosa con le proprie mani qui avrebbe grandissima soddisfazione. Può essere un'opportunità nella nostra azienda come appunto produttore artigiano, ma anche, come vi dicevo, dal punto di vista del marketing, dell'attenzione a quello che può essere di scoprire nuovi mercati e, perché no, altri canali di vendita.